Fatemi entrare Gioele, grazie. Oh, buongiorno Franco. Gioele, non mi fa perdere tempo. Hai preparato la presentazione? Ebbene, non ancora, ma tanto mancano ancora 2 settimane, no? E qua stai sbagliando. Guarda che questi hanno anticipato al 27. Prendere o lasciare? Ah, e noi abbiamo preso. E biro tu. Gioele, ti do la giornata libera, vai, vai. Ah, grazie, ci speravo. No, perché sua figlia vuole che l'accompagni a fare shopping per la... Shopping. Cioè, ho shopping. Cioè, ci ha chiamato la più grande produttrice di uova di Pasqua e tu penso shopping. Vabbè, in quel caso lo shopping lo possiamo fare anche domani, no? La dura press. Ma forse non ci siamo intesi. Tu c'hai solo 5 giorni. Devi lavorare oggi, domani, dopodomani. Mi devi fare una presentazione da manuale. Ma con Lucrezia, cioè, come faccio? Che le dico? Allora, a parte questa storia che tu te la fai con mia figlia, a me non mi piace proprio. Io non so che cosa ci trovi in te. Basta, saranno gusti. Comunque, in ogni caso, lei dice che papà ti ha dato un ordine. E gli ordini sono ordini. E il cenone del 24? No, il 24 io faccio un grande cenone, ci vado e mi devo anche ricreare alla tua salute, perché tu ti chiuderai in casa, ti porti l'uovo a casa, te lo guardi, te lo abbracci, te lo scruti, ci fai anche il sentimento se vuoi. L'importante è che il 27 vai alla presentazione e mi fai fare una grande figura, guarda. Ma scassà. Vabbè, allora buone feste. Buona festa, eh? Cioè tu mi vedi contento, felice, soddisfatto. Lo Forse dici? no. Mi vedi contento, soddisfatto? No, no, effettivamente. Ma che mi auguri a fare buone feste? Cioè, a te ne affanculo, va? Va, va? Grazie. Prego.